Nuovamente ben trovati dal Sulurazzi di Tonara, stanno facendo il loro ingresso in campo Tonara e Torres per la 15ª giornata del campionato di eccellenza. Vi ho letto poc'anzi le formazioni, adesso ve le leggerò nuovamente e spero che possiate anche godere dei rumori dello stadio, con tantissimi tifosi rossoblu che sono arrivati quest'oggi a Tonara per sostenere la formazione rossoblu. Qualcuno ci ha anche detto di essere arrivato da un giorno prima, qui sono davvero tanti, e sono tanti anche i tifosi del Tonara, spalti davvero gremiti, una bella cornice di pubblico per questa gara sicuramente importante per la Torres, importante anche ovviamente per i padroni di casa che quest'oggi possono godere anche di un buon incasso sicuramente, che non fa mai male. Vi leggo le formazioni, intanto si stanno salutando in mezzo al campo. Tonara con Forzati, Fois, Boi, Pili, Namani, Sau, Littarru, Trogu, Cocco, Sanna e Calaresu. L'allenatore, il signor Prastaro, a disposizione per lui Tore, Fadda, Succu, Martino, Moro, Poddie, Dumbia e Succu, Francesco. Torres che scende in campo con Pinna, Casu, Spano, Piga, Inutono, Merenda, Fideli, Scioni, Chelo, Pannoni e Diouf. Questi gli unici per mister Tortora. A disposizione Secchi, Chessa, De Palmas, Uleri, Superchi, Bianco e Pintoni. Vi ho detto nel precedente collegamento ci sono delle assenze, una su tutte, quella di Stefano Sarrizzu, oggi a riposo via precauzionale, un affaticamento, un colpaccio per lui, si è voluto rischiare. E dunque al suo posto Marco Fideli sulla corsia di destra. Altra novità, al centro dell'attacco Michele Chelo, uno degli ultimi arrivati in questa fase di mercato. A sinistra torna Buba Diouf, centrocampo con Mannoni, Scioni e Piga, difesa senza cambiamenti, Tore Pinna tra i pali, poi gli esterni Spano e Casu, i due centrali Inutono e Merenda. Sarà la Torres ad avere il calcio d'inizio, tenuta rossoblu per la Torres, completo bianco per il Tonara. Torres che attaccherà a sinistra verso destra rispetto alla nostra posizione sulla tribuna. Tutto pronto per il direttore di gara Gabriele Caggiari della sezione di Cagliari, che sta chiedendo ok ai suoi collaboratori. È partita in questo momento la gara. Dunque siamo subito in cronaca. Qua c'è un fallo su Casu. Calcio di punizione a favore della Torres. Siamo poco oltre la linea di metà campo con Francesco Mannoni, con il numero 10 che sistema la sfera. Palla subito in aria, cercare i compagni, mette fuori la difesa del Tonara che prova a ripartire, larga sulla sinistra, poi un traversone a cambiare tutto dall'altra parte. Diouf a cercare di rubare palla, ci riesce ed è Mannoni che può far ripartire i suoi. Scioni ora in possesso della sfera, palla in avanti a cercare Fideli, arriva in soccorso anche Chelo che però commette fallo, dice il direttore di gara. Calcio di punizione sarà a favore del Tonara, tanto è rimasto a terra un giocatore che ha il numero di maglia 17, quindi vediamo un po', ecco i numeri sono tutti diversi, quindi maglie personalizzate per la formazione del Tonara. Dobbiamo ricostruire un po', pian piano ci riusciremo. Il numero 10 comunque è Sanna, il numero 17 dovrebbe essere Dumbia, adesso vedremo meglio la distinta, anzi non è sicuramente Dumbia. Questo è Nanami sicuramente che sta facendo ripartire dalla difesa la manovra del Tonara. Palla sulla destra, va Piga a cercare di contrastare. Siamo sempre sulla corsia di destra, interviene Merenda di testa, un lancio lungo di Pili in avanti dove però non ci sono compagni, c'è Casu che però deve rinviare, prolunga poi Mannoni, cercare Chelo, con un fallo dice il direttore di gara di Chelo. Calcio di punizione nel centro del centrocampo. Vediamo anche
numero 6 Sau, lancio lungo di Sau sulla corsia di destra, non riesce il controllo, però c'è il tocco di Spano, invece il controllo a Littarru, ma toccato Spano, che sarà rimessa laterale in favore del Tonara. Va a cercare Pili, gli ruba il pallone per un attimo. Attenzione, qualche problema sugli spalti, non abbiamo capito bene, cerchiamo di seguire la partita. C'è qualche problema sugli spalti, qualche esagitato, ma finisce tutto tranquillo, anche perché siamo tutti insieme su questa tribuna. Tra l'altro c'è anche un grande spiegamento di forze dell'ordine. Seguiamo intanto la Torres in avanti, scivola però Scioni, prova Mannoni a tenere in campo il pallone, non ci riesce ancora Tonara, ma va a rubare palla Mannoni, dice fallosamente il direttore di gara. Vediamo poco perché qua si sono alzati tutti e dobbiamo cercare di farli sedere. Altrimenti non riusciamo a fare le immagini. C'è un tiro intanto di Chelo e c'è una prima parata, scusate se il collegamento è un po' difficoltoso perché si sono alzati tutti qui davanti a noi e non vediamo molto quello che sta succedendo in campo. Stefano, Sarrizzu, sedetevi cazzo che non vedo niente. Oh. Forse riusciamo adesso a vedere qualcosa. Tutto tranquillo ora sugli spalti, sono placcati gli animi, c'è stato qualcosa che non abbiamo ben inteso, ma c'è sicuramente un rapporto tranquillo tra le due tifoserie che probabilmente per la prima volta si incontrano, se non abbiamo fatto male i conti. E intanto Chelo ci ha provato anche qui, non è riuscito a colpire, allora la parata di Forzati senza problemi. Adesso dovrebbe essere sistemata la situazione in tribuna. Continuiamo a seguire gli sviluppi in campo. Ci farà un calcio di punizione intanto a favore del Tonara con Pini che va subito a sistemare il pallone. Vediamo questo calcio di punizione, Pini sempre pericoloso sui calci da fermo, distanza ragguardevole. Prenderà l'incorsa Pili. Fischio dell'arbitro, lascia Sanna per Pili, il suo calcio di punizione, sbatte sulla barriera, la palla rimane lì, poi ci pensa Scioni a mettere fuori. Un rilancio poi lungo della Torres in avanti, esce dalla propria area di rigore, Forzati prova Fideli, riesce a servire a centro area Diouf che però deve uscire, ancora Mannoni può far andare alla manovra, Scioni dalla destra, palla in mezzo e c'è il pallone messo fuori incredibilmente da Chelo. Azione qua pericolosissima della Torres, un Chelo che da pochissimi passi, forse mezzo metro, mette fuori, era in caduta Chelo, forse contrastata. Pericolosa la Torres, quando siamo arrivati vediamo che minuto
corso del primo tempo, 0-0 il risultato. Ora sono seduti tutti, possiamo anche assistere in maniera un po' più tranquilla alla gara. Riprendiamo con il Tonara che fatica un po' con questo disimpegno difensivo, palla in avanti, c'è Minutolo di testa e poi però anticipato Casu da Sanna che prova subito una conclusione, ma è facile la presa per Toripinna che subito rinvia, palla in avanti, va a terra, vediamo chi Chelo, il fallo è contro e dice di gara. A terra Chelo. Ma è il terzo fallo, però rischiato contro di lui. Qui qualche dubbio ce l'abbiamo, ma l'arbitro Caggiari era nei pressi e dunque calcio di punizione a favore del Tonara. Subito lancio in avanti sulla corsia di destra, Littarro ottiene un calcio d'angolo. Merenda dice di non aver toccato la sfera. Sarà corner, il primo della gara. Dopo che c'è stato, abbiamo detto, all'8º un'occasione clamorosa per la Torres. Vediamo adesso questo corner. Palla in aria, la mette fuori però Fideli e può ripartire la Torres con Diouf sulla corsia di sinistra. Ripartenza velocissima, viene messo giù. Diouf, calcio di punizione. Dalla tre quarti sistema la sfera Francesco Mannoni. Mannoni pronto alla battuta, vediamo se sceglierà il lancio lungo. Sì, lancio lungo in aria, ma c'è il colpo di testa del terzino del Tonara e poi il disimpegno difensivo, servizio in avanti per Calaresu, può aprire per Sanna. Sanna rischia un po' sull'attacco di Chelo, arriva il compagno, palla che è terminata in fallo laterale, ma sarà in favore della Torres. Sarà Casu a batterlo. Ecco qua ancora un fallo laterale con Casu che ha servito Mannoni. Piga in avanti, ancora in fallo laterale, guadagna qualche metro la Torres. Adesso li mandiamo via. Rimessa effettuata, Scioni all'indietro, attenzione, Mannoni non riesce a far arrivare questo pallone a Casu che era in sovrapposizione, salva il Tonara con un altro rilancio lungo, c'è però Minutolo di testa per far ripartire i suoi, ancora Scioni a servire, Fideli che va a terra, qua c'è il calcio di punizione, è stato messo giù Fideli sull'out di destra. Si rialza Marco Fideli. 12° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra Torres e Tonara. Si prepara la battuta, buona posizione, Mannoni può mettere una buona palla in aria, vediamo, ed è bella il suo traversone, non arriva a colpire Fideli, sfiora soltanto, e poi anche Minutolo non riesce. Palla che si perde sul fondo. Torres comunque pericolosa in questi primi minuti, sta aggredendo il Tonara che si affida molto ai lanci soprattutto sulle corsie esterne. Adesso servito Pili, Calaresu mette giù, non
cerchio di centrocampo, Mannoni lo contrasta, riesce però Calaresu a servire Sanna, però c'è un fallo, dice il direttore di gara, proprio su Calaresu, anzi no, in realtà era Coppo, numero 9. Calcio di punizione, questa volta sulla tre quarti per il Tonara. Già battuto, anzi no, Pili lascia l'incombenza a Namani sceglie il lancio in aria per Calaresu si allarga, Calaresu deve uscire dall'area e poi arriva Diouf a rubargli il pallone, però è quasi un servizio in aria per Pili, c'è il rigore, è andato a terra Pili e il direttore di gara ha fischiato il calcio di rigore. Su questa azione sono andati subito i giocatori rossoblu a protestare vivacemente. È stato ammonito intanto un giocatore della Torres, crediamo Mannoni, e dunque sarà rigore per il Tonara al 14° minuto. Dovremmo rivederla questa azione perché ci è sembrato molto dubbio questo rigore concesso per un fallo su Pili. Vediamo, l'arbitro sta andando a parlare con il suo assistente, ma forse sta andando verso la panchina della Torres il direttore di gara. Sta andando a parlare con il mister Tortora. Non ci sono fortunatamente provvedimenti, abbiamo visto il direttore di gara parlare con il mister, intanto però seguiamo che c'è questo calcio di rigore che sarà proprio Pili andare a battere di 11 metri. Molto dubbio questo penalty concesso, ma naturalmente le immagini ci verranno a sostegno. Intanto Pili contro Torre Pinna, tutto pronto, prepara Pili, fischio dell'arbitro, parte Pili, spiazza Torre Pinna, c'è il gol del Tonara per l'1-0. Del Tonara su questo calcio di rigore. È un peccato perché la Torres stava manovrando bene, la partita appena iniziata, 16 minuti nel corso del primo tempo, il Tonara è passato in vantaggio, calcio di rigore tutto da Pili, ha spiazzato Torrepini, ha procurato lui proprio il rigore, ma vedremo poi le immagini. Torres che deve rincorrere, Mannoni lancia in avanti, cercare compagni, ma la palla si perde sul fondo, dunque sarà rinvio da parte di Forzati. Adesso naturalmente c'è un po' di delusione perché il calcio di rigore porta un po' tutti di sorpresa, questo fischio ci è sembrato davvero un po' eccessivo, ma forse inesistente, se possiamo azzardare prima ancora di vedere le immagini, ma le rivedremo. Tanto ci sarà adesso un calcio d'angolo per il Tonara. La parte della bandierina dove sono sistemati i tifosi rossoblu, vediamo partire l'angolo, ma possiamo vedere cosa succede in area. Calcio d'angolo battuto, con Sanna in possesso della sfera, cross però che arriva fuori area e Diouf la mette in fallo laterale. Va a prendere il pallone Foyce. Mi dicono che c'è poco volume, adesso alziamo un po', vediamo se così si sente meglio. Spero che possiate sentirmi, sì, ci sono
vicino a me, sono numerosi e naturalmente rumorosi, quindi devo alzare la voce per farli sentire. Adesso Torres che può usufruire di un calcio di punizione che a terra Piga, ma sarà Mannoni a battere. Torres che vi ricordo sta perdendo 1-0. 2 minuti fa passata in vantaggio la formazione di casa su un calcio di rigore molto dubbio, realizzato da Pili. Campo Mannoni, palla in aria, un colpo di testa a mettere fuori dalla difesa del Tonara, c'è sulla sfera però Diouf che lascia proseguire proprio sull'autodidetta. Dunque rimessa laterale in favore della Torres con Casu che va a cercare la testa di Chelo, palla all'indietro però che arriva direttamente a Forzati, non lo va a fare. Bisogna riprendere subito in mano le redini della gara. Esattamente il gol subito è stata un po' una doccia fredda. Manovra ora in mezzo al campo la Torres con Piga, contrastato da Pili. Piga si libera della sfera per Spano che vuole servire Chelo, ma va a terra Chelo, riconquista però il pallone la Torres con Mannoni. Scioni riesce a servire Chelo per via centrali e poi Namani però riesce a togliere via il pallone in fuorigioco. Peccato qui Diouf che era stato servito da Scioni sulla sinistra, poco oltre però la linea dei difensori, nulla da fare. Sarà calcio di punizione, si appresta a mettere la sfera Forzati, è pronto per il rinvio il portiere del Tonara che vi ricordo è passato in vantaggio su calcio di rigore segnato all'arbitro Caggiari qualche minuto fa. Adesso ci sarà una rimessa a favore della Torres con Spano che serve Piga ancora per Spano, lancia a cercare Chelo di testa, Chelo prova a controllare, mette giù, poi però viene messo il pallone in fallo laterale dal numero 6 Sau. Piga lascia l'incombenza a Spano, ancora sull'auto di sinistra per Diouf. Riesce però il Tonara a mettere in avanti e poi Merenda, ancora un lancio, servire compagni, va a terra Piga, si lamenta ma fallo e contro, dice il direttore di gara. Calcio di punizione in favore del Tonara. Calcio di punizione, battuta arriva direttamente tra le braccia di Lorepin. Subito il passaggio per Minutolo. Piga, ora contrastato da Pili, perde palla Piga, parte il Tonara sulla sinistra, attenzione. C'è però questo cross che arriva dalla sinistra direttamente tra le braccia di Pinna che rinvia senza pensarci troppo, palla che arriva a Diouf, interviene però il numero 6 Sau per mettere in fallo laterale. Torres dunque con Spanu, Diouf, ora pallone messo in fallo laterale senza troppi problemi da Fois. Spanu, Piga mette in aria Piga, un pallone che arriva a Scioni, contro cross dalla sinistra e deve mettere, vediamo un po' in corner, però il pallone era già uscito, dice il direttore di gara. Vediamo un po' cosa succede perché Scioni sta andando a parlare con l'assistente. Sarà angolo, sì, confermato. Vediamo un po', sì, sarà calcio d'angolo, si appresta a batterlo Francesco Mannoni, sta attendendo il pallone. Mannoni arriva in questo momento, tutti in aria per questo corner, va Mannoni, palla dentro, attenzione, c'è il calcio di rigore, ha segnato per un fallo su Merenda che va giù e dunque rigore per la Torres.
Qui è stato messo giù Merenda, stava andando a colpire. Un altro calcio di rigore, siamo al 23esimo. Si incarica Scioni. Della battuta, fallo su Merenda su questo angolo. Attenzione, Scioni contro Forzati. Numero 8 Rosulu. C'è il gol della Torres, pareggio 1-1. Dopo aver subito il rigore, la Torres pareggia i conti con un calcio di rigore di Scioni. Partita dunque subito entra nel vivo. Si riparte dunque all'1-1. Al rigore di Pili ha risposto la Torres con Scioni. Partita dunque combattuta sugli spalti, ci sono le due tifoserie ma anche sul campo. La Torres, che dobbiamo dire però era partita bene nei primi minuti, ha poi subito questo calcio di rigore. Ha ripreso però a manovrare poi su questa azione da calcio d'angolo, il rigore rischiato da Caggiari. Intanto Spanu dalla destra, anzi dalla sinistra, mette al centro un colpo di testa di Chelo però che non trova Fideli, trova il difensore del Tonara, attacca la Torres comunque. Ancora Piga che prova a mettere in avanti, c'è un fallo di Piga davanti alla panchina del Tonara, la nostra terra giocatore di casa. Numero 7 Littardo, naturalmente hanno ripreso rigore anche se non avevano certamente smesso di cantare e di mettersi in piedi, così rossoblu. 1-1 quando siamo al 25esimo minuto nel corso del primo tempo tra Tonara e Torres. Calcio di punizione battuto dal Tonara. Canalesi prova a prolungare la traiettoria, poi va Chelo su Pini, mette fallo Chelo, massa a terra. Calcio di punizione della linea di metà campo. Si rialza, aiutato proprio da Chelo e da Diouf. Calcio di punizione, sarà lungo in aria, palla che arriva ma c'è Merenda di testa, la palla arriva però a Sanna che prova una conclusione ma abbastanza debole e centrale, nessun problema per Torrepino, facendo il suo risalire. Rilancio del capitano rossoblu, cercare la testa di Chelo, scombatte in mezzo al campo e poi un lancio lungo del Tonara, c'è Minutolo però a servire Caso sulla destra, palla all'indietro di Caso per Minutolo che prova a servire Fideli, una palla schizza via in fallo laterale, non riesce Fideli a controllare, sarà rimessa sotto la nostra postazione in tribuna. Pini trova Mannoni e dunque perde palla al Tonara, la conquista la Torres. Diouf si libera di un avversario in avanti per Chelo, subito il passaggio, una verticalizzazione di Diouf per Chelo, pallone forse leggermente troppo forte, non è riuscito a controllare, Forzati. Al rinvio dunque Scioni di testa, Fideli a caccia della sfera, la mette in fallo laterale. Sarà rimessa a favore dei padroni di casa. Minutolo che anticipa Canalesi, ora il fallo laterale, guadagna qualche metro il Tonara.
ricordo il risultato 1-1, 2 calci di rigore per il Tonara, vantaggio con Pili e poi calcio di rigore segnato alla Torres, battuto e realizzato da Scioni per atterramento di Merenda in aria, che era salito proprio per colpire di testa su un corner di Mannoni, è stato messo giù. Dunque 1-1 il risultato, partita fin qui gradevole, battuta a viso aperto tra belle formazioni. Calaresu si libera di un avversario e subisce fallo. Vediamo un po'. C'è sicuramente il calcio di punizione, vediamo se l'arbitro è estratto anche il giallo, no, forse no. Si rialza Calaresu. Qui il calcio di punizione da posizione pericolosa. 25 metri circa. Sistema la sfera Sanna, stavolta Pili in aria. Ci sono Cocco e Sanna sul pallone, vediamo cosa decideranno di fare. Sistema la barriera Torre Pinna e l'arbitro si avvicina per dare indicazioni. Rimane Sanna sul pallone, fischia l'arbitro. Sanna, attenzione, il pallone va in gol per essere toccato dalla barriera, incredibile sfortuna per la Torres. Non ha voluto far nulla Torre Pinna perché il pallone è stato deviato dalla barriera. 29esimo, ancora un vantaggio con il Tonara, ancora sul calcio da fermo, questa volta una punizione battuta da Sanna. Deviazione della barriera che è stata letale per Pinna, il pallone è andato proprio alla parte opposta, a strarsi nell'angolino, nulla da fare. Dunque Tonara nuovamente in vantaggio 2-1. Noi siamo alla mezz'ora nel corso del primo tempo. Ricordo sequenza dei gol al 14esimo, Pili aveva portato in vantaggio il Tonara, al 23esimo 1-1 con Scioni sempre su calcio di rigore, e poi al 29esimo su calcio di punizione battuto da Sanna, una deviazione della barriera. Dunque ancora Torres che deve inseguire. Sfortunatissima la formazione rossoblu nell'occasione. Ora manovra la Torres con Piga che apre sulla sinistra, anzi non ci riesce perché c'è l'anticipo di Litarru che può involarsi sulla corsia di destra e mettere in aria, ma c'è Minutolo a mettere fuori. Arriva però di gran carriera Pili, ancora Minutolo e poi libera tutto Scioni per far ripartire i suoi. Scioni, ancora Scioni, va giù, c'è il fallo su di lui. Dunque calcio di punizione a favore della Torres, va Mannoni a sistemarsi il pallone. Non ci sono pause in questa gara, abbiamo già visto 3 gol nella prima mezz'ora. Mannoni che metterà in aria, sono salite le torri, palla troppo sforzati, infatti in presa aerea il portiere fa difficoltà. Può prepararsi al rinvio forzati. Rinvio effettuato. Torres che deve recuperare il gol di svantaggio. Tonara che sta conducendo 2-1 dopo il secondo gol arrivato al 29esimo, poco prima della mezz'ora del Tonara. Aveva pareggiato i conti la Torres dopo il primo vantaggio. Attenzione a Calaresu, mette fuori ancora un tentativo di Sanna da fuori area, ma para a terra Torre Pinna, pallone che è rimbalzato pericolosamente. Intanto è uscito anche il sole sul campo sul razzo di Tonara, quando siamo arrivati quasi nevicava. Fideli ora caccia della sfera, Fideli contrastato da 2 avversari, subisce fallo.
per Mannoni sulla tre quarti può far salire i suoi compagni. Minutolo, Merenda pronti per colpire di testa. Quando siamo al 33esimo, Mannoni palla dentro, c'è il colpo di testa però di Pili e poi Forzati che agguanta la sfera. Sfuma questa occasione per i rossoblù. Torres che ci sembra comunque in grado di poter manovrare senza problemi. Quest'oggi è una manovra abbastanza fluida della formazione rossoblù. Intanto qua c'è un calcio di punizione fischiato a favore del Tonara con Pili. Siamo vicini all'auto di sinistra, metterà in aria ovviamente Pili, capitano del Tonara. Si prepara Pili, una battuta solo in faccia per i giocatori da Torres, soprattutto per chi deve difendere ovviamente è un problema. Intanto mette fuori la Torres, Mannoni può far risalire i suoi con Spano, ancora Mannoni, si ferma però Mannoni, deve tornare indietro. Merenda si libera di un avversario in modo elegante, ancora per Mannoni, si combatte, Piga perde palla, può ripartire il Tonara, attenzione Pili, anzi no è Calaresi, scusate, sulla destra ora va a mettere fuori però ottimamente Piga sul tentativo di Littarro. Sarà rimessa laterale con Fois. Palla in aria per Calaresu, va dal fondo e tenta un cross, un tiro cross, palla termina direttamente sul fondo. Dunque sarà rinvio in favore dei rossoblù, abbiamo detto sotto di un gol. Tiene una rimessa laterale qui Fideli, siamo nuovamente dall'altra parte, insomma l'attacco per la Torres con Casu a prendersi la sfera, palla all'indietro per Minutolo, può manovrare con Mannoni, all'indietro per Merenda, Minutolo, avanza Minutolo, voleva servire Fideli e poi c'è un fallo su Casu, prende un pestone, c'è l'ammonizione per il numero 77 che adesso andremo a vedere poi in distinta di chi si tratta perché i numeri sono tutti diversi. Una munizione per il Tonara, c'era stata in precedenza la munizione di Mannoni, in occasione del calcio di rigore assegnato al Tonara. Prepara Mannoni per la battuta in area, Minutolo, Merenda, Iga, poco fuori Fideli, va Mannoni, palla che arriva lì in mezzo nel mucchio, viene messa fuori, poi c'è ancora un colpo di testa, palla in area con Chelo che va a combattere, a mettere sulla destra per Fideli, il cross che però viene intercettato da Forzati, nulla da fare, questo tentativo di Fideli sugli sviluppi di un calcio di punizione di Mannoni. Rinvio e pallone che termina tra i piedi di Sanna in avanti, deve uscire Torrepin, protetto da Merenda, stava arrivando Calaresu, riparte la formazione rossoblù, abbiamo detto deve rimediare al gol di svantaggio. Merenda, lancio lungo, cercare Chelo, riesce però la difesa del Tonara a tener palle e poi conquistare un fallo laterale dall'altra parte dei pressi della panchina dei rossoneri di casa, oggi in tenuta bianca. Messa effettuata, prova a prolungare Littarro, c'è velocissimo Calaresi, dove uscire Torrepin che in due tempi fa su alla sfera.
Scioni per Piga. Ancora un lancio di Piga per Diouf che serve benissimo. Scioni prova la conclusione. Termina non di molto sopra la traversa. Provato conclusione in corsa Scioni sul servizio ottimo di Diouf. Ha visto arrivare il compagno dalle retrovie. Palla che è andata non di molto alta sopra la traversa della porta difesa da Forzati. Quando siamo al 38esimo. Invio di Forzati. Palla Resu in avanti. Merenda riesce a conquistare palla e qui l'arbitro fischia con molto ritardo. Calcio di punizione. Questo fallo su Cocco. Pini sul pallone. Palla sulla destra, cercare Littarro, attenzione, un cross che termina però direttamente sul fondo. Rinvio di Torre Pinna. Palla ancora per lui. Attenzione, perde palla la Torres, c'è lo splendido intervento di Torre Pinna sulla palla persa in uscita dalla fase difensiva della Torres. Vediamo chi ha concluso e c'è stato l'intervento con i piedi di Torre Pinna a fermare tutto, probabilmente Cocco, autore della conclusione. Ha ottenuto un calcio d'angolo Cocco, ma assolutamente prodigioso l'intervento di Torre Pinna. Attenzione, seguiamo questo corner, palla in aria ma mette fuori Fideli. Sanna raggiunge la sfera però Chelo che prova a servire Diouf, viene fermato in fallo laterale Diouf. Subito Spano. Chelo per Diouf, chiede e ottiene la triangolazione, va Chelo, l'out di sinistra, due avversari su di lui, ottiene un fallo laterale, sale Spano la battuta. Spano all'indietro per Mannoni, arriva però l'autore del Tonale che è ancora in fallo laterale. Zona d'attacco, alla messa in aria, colpo di testa di Merenda, era salito, c'è spazio ora per Scioni per aprire sulla destra per Casu. Torres tutta in avanti, attenzione adesso un po' scoperta la formazione rossoblu, partire Cocco, palla però sbagliata da Cocco perché è intercettata da Mannoni, fortunatamente per la Torres, era tutta proiettata in avanti. Scioni, Mannoni, cambia tutto Mannoni, va a cercare Diouf, c'è il suo aiuto Spano, Piga, ancora Diouf, servito, Diouf, può servire Chelo per Mannoni che ha tentato una conclusione ribattuta ancora però sui suoi piedi, dunque può aprire Mannoni per Spano, alza la bandierina, l'assistente dice che è fuori gioco, molto contestato questa segnalazione del primo assistente e dunque sfuma l'occasione per la Torres. Ci sarà il calcio di punizione battuto da Forzati, colpo di testa di Spano. Sembra la Torres in grado di manovrare con il Tonara che sta sempre più pensando alle ripartenze piuttosto che a tenere il pallino del gioco, ovviamente forte anche di un gol di vantaggio. La formazione di casa sta lasciando la manovra ai rossoblu. Pallone finito in fallo laterale, ancora Spano.
Spano voleva servire Diouf, palla messa ancora in fallo laterale, guadagna qualche metro la Torres. A Spano la battuta, stiamo avviando alla fine di questo primo tempo. Attenzione, palla che stava per raggiungere Fideli, ma viene messa in fallo laterale dal centrale del Tonara. Ancora Spano, prova Merenda con questa rovesciata, la palla non è controllata bene da Diouf, però ancora tutta la Torres in avanti, va a caccia della sfera, proprio Diouf che la rincorre. Diouf, serve Scioni, attenzione, buona posizione Scioni per concludere, si deve defilare un po' sulla destra e poi lasciare l'incombenza a Fideli. Fideli ha di fronte un avversario, Fideli ancora Scioni, vediamo se ci sarà il cross, ottiene ancora un fallo laterale la Torres. Sale Casu per battere questo fallo laterale quando siamo al 44esimo. Intanto Torres sotto di un gol, vi ricordo 2-1 il risultato per il Tonara. Il fallo laterale battuto, palla in aria, Merenda la mette all'indietro, Namami li mette fuori. Ancora Torres però con Mannoni può alimentare l'azione, Diouf mette giù, rischia un po' ma riesce poi a servire Piga. Diouf, Spano, Mannoni, ora lancio, cercare Fideli, palla messa fuori dalla difesa, c'è Casu che lascia scorrere, fallo laterale, voleva servire Chelo, però la palla viene messa ancora in fallo laterale dalla difesa del Tonara, che ora si sta solo difendendo. Un arrembaggio finale in questo primo tempo da parte della Torres con Casu, messa proprio in testa di Merenda all'indietro, nulla a fare, palla che termina per le braccia di Forzati. Era salito ad Armanforte alla fase d'attacco il centrale rossoblu. Rinvio di Forzati, va di testa Mannoni. Mannoni poi mette in fallo laterale, ma termina qui il primo tempo. Torres sta perdendo 2-1 sul campo del Tonara. Vi ricordo sequenza dei gol. Al 14esimo c'è stato un calcio di rigore segnato al Tonara, molto dubbio, per un fallo su Pili. Lo stesso Pili è andato poi a battere il calcio di rigore per siglare l'1-0. La Torres però ha rimesso il risultato in parità al 23esimo, un altro calcio di rigore assegnato dall'arbitro Caggiale di Cagliari con l'atterramento di Merenda in area avversaria sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è andato a battere dal dischetto Scioni 1-1. E poi al 29esimo, poco prima della mezz'ora, calcio di punizione di Sanna con deviazione evidentissima della barriera, palla che è andata proprio dalla parte opposta di Torre Pinna, nulla da fare per il portiere capitano rossoblu. E dunque Tonara che sta conducendo 2-1 qui al campo Sulurazze, e noi ci risentiamo dopo l'intervallo per i secondi 45 minuti di questa gara validata la 15esima giornata di campionato di eccellenza. A più tardi.